Genesi, capitolo 42. E i figli di Giacobbe in Egitto. Giacobbe snette che in dall'Egitto non ci stava un rana e ricette a tutti i figli suoi, perché guardate in faccia l'uno con l'altro. Aggiungise dicere che in dall'Egitto non ci sta un rana, iate là, abbascia, pure voi, e iate accattare là un rana per noi, perché così potremmo campare pure noi e non moriremo. E stesso anno i 10 frati Giuseppe scendettero in dall'Egitto per accattare un rana. Giacobbe, tanto, non volette mandare insieme con loro Beniamino, che era frate Giuseppe, perché diceva: a così nulla succederà qualche disgrazia. Quando arrivarono là i figli di Israele per saccattare un rano, si trovarono fra tutte le latte, che pure hanno aiutato là per la stessa cosa, perché pure in terra di Canaan gestiva la carestia. I frati Giuseppe mise a prova. Giuseppe teneva potere, incoppava tutto il paese e veniva solo il rano a tutto il popolo di quel paese. E proprio per questo i frati Giuseppe avevano a venire pure loro innanzi a esse e si mettevano con la faccia in terra innanzi a esse. Giuseppe vedette i frati suoi e conoscette subito, ma si mettette a fare forastiere innanzi a loro e si mettette a parlare con loro che parola assai tosta e ricette. Ma voi ero venite? Rindo il paese di Canaan, rispondettero loro. Siamo venuti qua per accattare un po' che mangiare. Giuseppe conoscette i frati suoi, loro invece non la riconoscettero. Si ricordava i danni, tutti chi li sono, che aveva fatto un gol a loro, e dicette a loro: voi siete spioni, siete venuti qua per scandagliare i punti deboli di questo paese. No, signore mie, rispondettero subito loro, chi si serve voi sono venuti qua per accattare un po' che mangiare. Noi siamo tutti quanti figli e non solo, noi siamo franchi cottiche, tutte serve voi, non sono spioni. No, dicette a loro, voi siete venuti qua per vedere i punti deboli di questo paese, e tanto a loro ricettano. Durci sono tutte serve voi. Noi siamo tutti frati, siamo tutti quanti figli e non solo in questo paese Canaan, o vicano, o più peccerille, mostra vicino al padre nostro, e nata non esiste più. Giuseppe ricette a loro. E cose invece stanno con mi va giurita, voi siete spioni, e mo vi metto insieme in una prova. Papitro Farone, e non mi farà già sci, a qua, sino a qua, non facete venire qua. Puro frate vostro, più piccerille. Ma nato uno e voi a pigliare chi lo frate vostro, tutte le altre staranno qua, come prigioniere. Voi mettete a prova così tutte le parole vostre, perché voglio sapere se voi vi dite la verità o no. Se voi non vi dite la verità, Papitro Faraone, voi mi siete solo spie. E facete inserire in carcere per 3 giorni. Troppo terzo giorno Giuseppe ricette a loro. Se facete che la cavarichia, voi potete pure salvare la vita vostra, perché i campi alleveranno il Signore. Se voi siete franco conmigo, uno dei frati vostri resterà qua prigioniero in carcere, e tutte le altre potranno ir a portare un rano per saziare la fame e tutta quella gente che sta in casa vostra. Poi vi a portare qua pure chi lo frate vostri più piccerille, a così le parole vostre si dimostreranno vere e non vi farà già morire. Loro capettano la suonata, e l'uno con l'altro si ricettano. Certo, in quello a noi sta pesando chi lo peccato che abbiamo fatto, in quello frate nostro, perché abbiamo venuto la sofferenza sua, quando ci supplicava e non l'abbiamo voluto stare a sentire. E proprio perché stiamo a creduto in quello a noi che sta disgrazia. Ruben può cominciare a ricere. Non ve la verite, non facete un peccato contro Guaglione. Voi invece non avete voluto stare a sentire, e ho vicando, ma oggi stanno domandando contro noi di tutto il sangue suo. Non pensavano mai che Giuseppe potesse capire, perché in verisse a loro, Giuseppe uno che sapeva decifrare le parole a loro. E stesso tanto, Giuseppe si rasai a loro e si mettette a chiagnere. Poi tornai, un'altra volta innanzi a loro e si mettette a parlare un'altra volta insieme con loro. In mezzo a loro scegliette Simeone e lo facette incatenare innanzi all'occhio a loro. O ritorno dei figli di Giacobbe a Canaan. Poi Giuseppe comandai che venissero ignude le rane, tutte le sacche a loro, e mettessero pure tutto il denaro ognuno a loro in due sacche suoi, e saresse a loro pure tutte quelle provviste che servevano per il cammino. E proprio così facettero i servi suoi. Loro poi mettettero nei sacchi e rane, con le ciucce e partettero là. Quando poi si fermarono per passare la nottata, uno e loro rapetto il sacco suoi, per mangiare i ciucce, e vedette il denaro suo in coppa a bocca chi lo sacca, e subito ricette all'ati frate suoi. A me è stato restituito il denaro, o vicano, sta in coppa il sacco mio. E loro danno si sentettero a mancare forze e a cominciare a tremare, e paura l'uno con l'altro si dicevano: che vuol dire che sta cosa che Dio ha fatto con noi? Quando arrivarono innanzi a Giacobbe, padre loro in due paesi Canaan, le contarono tutte le cose che erano successe loro e le ricettano. Che l'uomo che il Signore del paese ha parlato a noi assai tosto e ci ha fatto mettere pure in galera,
perché pensava che noi potessimo essere spioni del paese. E tanto noi abbiamo detto a questo, noi siamo franchi, non siamo spioni. Noi siamo due frati, siamo tutti figli dello stesso padre. Uno non ci sta più, e più piccerino si trova vicino al padre nostro, in tuo paese Canaan. Chi stomma invece, che era il signore di tutto il paese, già rispose. Solo così potrà sapere se voi veramente state dicendo la verità. Lasciate che uno dei frati vostri, pigliatevi un rane che serve per casa vostra e iatevene. Poi portatemi qua il frate vostro più piccerello. A così sarà sicuro che voi non siete spioni, ma siete stati sinceri conmigo. Solo tanto io vi raggio il frate vostro a voi, potrete camminare per tutto il paese, goppa bascia. Per tremende spangandavano i sacchi loro, ognuno se ne adunava, che la forza denaro stava in coppa a poco lo sacco suo. Quando loro, il padre loro verrettene che le forze denaro sapevano a paura, e il padre loro Giacobbe ricetta a loro. Voi mi avete luato annanzi all'occhio, figli miei. Giuseppe non ci sta più, e manca Simeone che sta più con noi, e tenete in capo via pure Beniamino. Tutte queste sta carendo in cuore a me, e tanto Ruben ricetta annanzi al padre. Accire pure due figli miei, se non sarai capace, e ti porta un'altra volta qua, chi sto figlio tuo. Ma essa rispondette dicendole, o figlio mio non verrà mai insieme con voi là bascia, perché il frate suo è morto e chi se mi è fumato solo. Se avesse successo una disgrazia pure a chista, in tuo cammino che voi tenete fa, voi fareste per scendere più ampresso, con dolore rindo regno dei morti, chi sti capelli young, che tenga, in capo.